Nuovo tassello sul giallo in mano agli inquirenti che seguono i fatti di sangue che legano Favara ed il Belgio. Il bilancio è di 3 omicidi e 3 uomini rimasti feriti. Delitti su cui si cerca di fare piena luce. Adesso arriva una svolta importante nelle indagini che vanno avanti nel massimo riservo e che potrebbero riservare colpi di scena non indifferenti. Emergono sviluppi sul sequestro di armi effettuato lo scorso 13 giugno dai carabinieri di Favara, a seguito di un controllo stradale su Antonio Bellavia, 44 anni, e il nipote Calogero Bellavia, di 27 anni, arrestati e finiti in carcere con l'accusa di detenzione, porto illegale di arma clandestina e munizioni e anche di ricettazione. In particolare Calogero Bellavia, figlio di Carmelo Bellavia, ucciso nel gennaio 2015, fu il giovane pedinato e seguito per arrivare alla cattura del boss Gerlandino Messina il 23 ottobre 2010. Ad eseguire esami sofisticati sulle armi sequestrate ai Bellavieris di Messina, che sono riusciti a ricostruire il numero di matricola che era stata abrasa da una delle pistole. L'altra era già stata identificata, si tratta dell'arma rubata nel 2010 ad un altro favarese, Carmelo Nicotra, 34 anni, ferito lo scorso 23 maggio in un agguato in via Torino, nelle adiacenze di diversi magazzini e depositi commerciali. Nicotra viene associato da chi indaga al gruppo di Stefano di Favara, soprannominato Furia, ed è a questo punto che si apre uno scenario inquietante che porta in Belgio. Era il settembre 2016, la sera del 14, quando in un condominio di Liegi viene esplosa una raffica di colpi all'indirizzo di 2 agrigentini, Mario Jakelic, 28 anni, di Porto Empedocle, che viene colpito mortalmente alla testa, e Maurizio Di Stefano, 40 anni, di Favara, nome di battaglia Furia, come i fratelli, ferito ai polmoni e alle gambe, alla milza, ma miracolosamente scampato all'attentato. Almeno una ventina di proiettili esplosi. Poi, un mese dopo, 26 ottobre 2016, ma a Favara, ora di punta in corso Vittorio Veneto, una delle vie più trafficate e affollate, davanti al supermercato Paghi Poco, Carmelo Ciffa, 42 anni, di Porto Empedocle, viene raggiunto da 4 dei 7 colpi di pistola calibro 9 sparati nei suoi confronti. Dopo un tentativo di fuga verso l'interno del market, Ciffa muore per le ferite riportate al collo e al torace. 10 maggio in Belgio, uomo originario di Favara, Rino Sorce, 50 anni, proprietario del bar e ristorante Pizzeria Grande Fratello a Sclassen, periferia di Liegi, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco nel momento in cui ha messo piedi fuori dal proprio ristorante. Il cuoco, che era con lui un altro siciliano trapiantato in Belgio, è rimasto ferito.